Ci si interroga come mai la CTV, con 400 dipendenti che operano nei cantieri per la manutenzione delle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico in laguna e in generale delle navi, utilizzi ditte esterne per effettuarne la manutenzione, spendendo milioni di euro in più, interrogativo che si pone il sindacato con accuse decisamente pesanti. Perché chi gestisce le manutenzioni è assolutamente inadeguato. La denuncia di quelle molto tecniche riguarda la navigazione e le sue leggi, con la specificità della manutenzione. Bisogna attendere, ad esempio, 6 mesi per acquistare una pompa di gasolio, con la conseguenza che un ferrybot resta inattivo per tutto il tempo, ma non basta. Restano i problemi relativi ai tempi della manutenzione di una motozattera, che resta ferma in cantiere per un minimo di 1 o 2 anni e poi accade che, tagliando fermo, una volta in laguna è costretta a rientrare in cantiere perché, pur essendo a norma, presenta nuovi e costosi problemi. Per fermarci e per far manovra sono indispensabili i motori, quindi se non sono perfettamente efficienti ci danno problemi, soprattutto se ci sono condizioni avverse, in condizioni di forte vento, se non abbiamo motori che rispondono in maniera corretta siamo in difficoltà e da una nave appena uscita noi ci aspettiamo il massimo. Tante le questioni sul tavolo della bilancia, come quella del bacino galleggiante. È una nave gigante, doveva essere utilizzata come posto per la messa a norma delle navi, invece comprata è rimasta ferma. Perché si sono accorti che di fronte all'isola di Pelestrina c'erano delle alghe autoctone che devono essere tutelate, quindi il bacino non poteva essere affondato in quella località. Le richieste al sindacato in merito anche all'organizzazione e alla gestione del personale dipendente. Per una questione di strutture, e cioè l'amministrazione comunale che ha fatto trasferire le manutenzioni da Sant'Elena a Pelestrina poi non dà le autorizzazioni per poter fare le stesse manutenzioni a Pelestrina, quindi chiediamo all'amministrazione di dare le autorizzazioni.